Un'interessante iniziativa oggi, un incontro con le varie associazioni, i bar, i locali estivi per discutere sul fatto della movida. Purtroppo le grosse emissioni sonore provocano ai tanti residenti di San Leone tante difficoltà. Bisogna conciliare da un lato la vocazione turistica, dall'altro anche la tranquillità dei cittadini che risiedono a San Leone. Sindaco. Sì, oggi ho riunito qui tutti gli esercenti, anche la rappresentante dei ragazzi, il rappresentante degli studenti, e che è interessato comunque alla problematica dell'inquinamento acustico da movida. È vero che Agrigento è una città a vocazione turistica, ma vocazione turistica vuol dire è spettacolo, ma anche tranquillità per i turisti che vengono qui. Stiamo cercando di ascoltare tutte le associazioni e tutti coloro quali sono intervenuti oggi, vediamo di fare poi un sunto. Io posso soltanto precisare che noi abbiamo emesso un'ordinanza che è un copia e incolla delle vecchie ordinanze e che rispecchia letteralmente il regolamento comunale esistente e che è stato redatto del 2009, proprio approvato dal Consiglio Comunale, quindi non ho fatto niente di diverso. Vedremo oggi come finirà la seduta. Quindi perché c'è stata un po' questa sollevazione da parte di molti gestori, se è la stessa ordinanza degli altri anni? Perché sicuramente non è stata ben letta l'ordinanza, non è cambiato nulla. Non è cambiato nulla, forse, ripeto, bisogna leggerla attentamente e comunque verremo incontro alle esigenze di chi oggi è presente qui. Sarebbe pronto a cambiare l'ordinanza? Ma cambiare è una parola grossa, possiamo vedere o fare delle spigolature, delle sfumature, però bisogna rispettare il regolamento comunale, quindi non sono poi io a decidere. Certo, può anche darsi che qualcosa potrà cambiare, però ripeto nel rispetto del regolamento comunale. Ecco, spesso ci sono dei controlli, però non vengono rispettati. Questo ci risulta da parte delle forze di polizia che fanno dei controlli, però appena vanno via tutto riprende come prima. Proprio le forze di polizia sono impegnate per questi controlli, spero che anche l'esercente rispetti quanto previsto dalla legge. Un incontro oggi per cercare di trovare una soluzione sulle emissioni sonore, che da un lato c'è la vocazione turistica, dall'altro il rispetto della quiete dei cittadini che poi la mattina devono andare a lavorare. Come si concilia? Quale può essere il punto d'incontro? Lo chiediamo a Peppe Vita, noto ristoratore di San Leone. Allora, punto d'incontro in questo momento è veramente, dovrebbe essere frutto di un'alchimia difficile da trovare. Speriamo si riesca a comprendere che vanno un attimo riguardate non gli orari di chiusura, ma quantomeno il livello delle emissioni sonore captate. Ma questi sono tecnicismi, la cosa che ci interessa di più invece è focalizzare l'attenzione sulla necessità di dare un'offerta turistica completa al territorio. Da questa osservazione le esigenze degli esercenti, di chi vive nel mondo della cosiddetta movida, è un termine odioso ma che comunque ormai serve a tutti quanti per capire di cosa stiamo parlando, come quelle esigenze dei gestori di B&B, come quelle dell'amministrazione pubblica, come quelle dei singoli cittadini che hanno bisogno di riposo, sono esigenze che vanno contemperate in un unico strumento, ma che è uno strumento che non può essere adesso formalizzato. Non si può oggi trovare una sintesi di queste necessità, cosa che si può fare. L'auspicio che io poco fa ho lanciato al Sindaco è quella di farlo però certamente per la primavera dell'anno prossimo, dove ci si può sedere tutti quanti a un tavolo e capire cosa fare. L'offerta turistica che viene dalle iniziative private quando ci incarichiamo di affrontare i costi di manifestazione come festival, come Elleni, che lo facciamo da privati, è un'offerta turistica che poi si ripercuote sulla nostra città. Il turista che decide, chiediamo al turista di venire in città e stare più di 1 o 2 giorni, ma dobbiamo offrirgli qualcosa, non possiamo dirgli alle 11:30 si spegne la musica e ve ne tornate a casa, specialmente non credo che è una cosa che si possa fare ad agosto. Siete soddisfatti dell'offerta turistica che in atto è stata formulata non solo dal Comune ma da vari enti che in atto organizzano appunto le manifestazioni estive? Mi è sembrato di capire dal suo noto che non siete molto soddisfatti. Ma non c'è un'offerta, non c'è un cartellone pubblico per il quale
sul quale si possa parlare. Mi pare che l'unico intervento che è stato fatto con denari pubblici credo che sia quello di Orietta Berti il 14, ma non vorremmo che finisse finché la barca va lasciamola andare e poi invece questa barca scopriamo, non abbiamo ancora capito che è affondata da un pezzo. Voi avete fatto un documento, avete presentato un documento in questo interessante confronto tra l'amministrazione comunale, gli esercenti e i rappresentanti delle categorie. Se ce lo sintetizza gentilmente. Noi semplicemente ci siamo spinti a far riflettere l'amministrazione che gli imprenditori, la scelta coraggiosa che ogni imprenditore fa è volto a generare utili, è vero, però gran parte della giornata l'imprenditore lo passa a cercare di pagare le spese fisse, a pagare le tasse, a pagare i propri dipendenti, luce, gas, tare, IVA, forniture, mamma mia quante paure, come diceva Vinicio Capossela. La proposta che facciamo noi oggi è: date la possibilità agli imprenditori di percorrere quell'ultimo miglio, perché è l'ultima parte della giornata che finalmente l'imprenditore dovrebbe generare utili, e se ci impongono di chiudere le attività alle 23:30, l'ultimo miglio, l'imprenditore non riesce realmente a farlo e manca quindi quell'utile che darà la possibilità di portare a casa un pezzo di pane, di portare a casa la possibilità di far studiare i propri figli, di farsi una casa, di fare la spesa. La proposta ufficialmente che facciamo noi è: allineate la possibilità di riprodurre musica a quelli che sono gli orari di chiusura delle attività, quindi dal lunedì al venerdì alle 2 e il sabato alle 3.